In questa mia breve speech parlerò di 2000 anni di vita, di un complesso che sta al centro della città più complessa del mondo, di 20 anni di indagini archeologiche su questo sito, di 20 anni di restauro sull'edificio che ospita il museo e di 15 anni, dei primi 15 anni di vita del museo stesso. E poi aggiungerò, se riusciremo, uno sguardo di prospettiva sui prossimi 10 o forse 15 anni di quel museo. Conoscenza archeologica è il risultato di una interazione complessa fra elementi diversi. Un'interazione fra un oggetto da indagare, un gruppo di ricerca che in quel momento storico conduce l'indagine, è appunto il momento storico in cui l'indagine avviene. Da questo dipende tutto. Da questo dipende tutto, perché lo scavo della Cripta Balbi, il museo della Cripta Balbi è così perché lo abbiamo fatto lì, noi, in quel momento. Non può essere diversamente. A maggior ragione, in un museo che si occupa di archeologia e di storia urbana, il risultato, questo museo è il risultato di un'interazione ancora più ampia. Un'interazione fra quella conoscenza archeologica già così complicata che abbiamo appena descritto, la città contemporanea che ospita il museo e poi una cosa più complicata che è il tempo di vita. Il tempo di vita del museo, il tempo di vita del museo all'interno della città e il tempo di vita del museo nella città che si sta trasformando. Dove siamo? Siamo nel pieno centro di Roma, nel pieno centro storico, a qualche decina di metri, un centinaio di metri dal Campidoglio e dal Foro Romano, quindi dal centro della città antica. Molto vicino all'area sacra di Torre Argentina. Dell'area sagrada di Torre Argentina è qui. Torre Argentina, questo è il foro e che il sta qui, Campidoglio. che sta il forum e il Campidoglio. E non lontano dal no, Tevere. Qui potete vedere in maggior dettaglio l'isolato della Cripta Balbi, è questo isolato qui, Iglia della Cripta Balbi, che è proprio al centro della Roma di epoca romana imperiale e di epoca moderna, medievale e moderna. Che cosa c'è sotto quel progetto? Sotto quegli edifici. Sotto quegli edifici, come dicevo, non c'è tanto un edificio antico, monumentale particolarmente importante, ma quello che sembrava interessante indagare in quegli anni era la possibilità di indagare in verticale, seguendo una linea immaginaria, quella di un matrix di Harris, che allora era l'argomento metodologico dominante nell'archeologia urbana, l'idea di indagare la sequenza di stratificazione di una città. Quindi quello che potete vedere poi in quel disegno in cui abbiamo cercato di ricostruire in maniera un po' meno astratta che in quella specie di diagramma stratigrafico di matrix di Harris, vedete che c'è una sequenza di insediamenti diversi che vanno dai monumenti antichi della prima età imperiale fino ad arrivare alla città tardo medievale. Ma su questo devo... La Cripta Balbi fu il primo grande cantiere di archeologia urbana in Italia, insieme a un cantiere però di emergenza, di salvataggio, come il cantiere della metropolitana di Milano, negli stessi anni, l'82 cominciò a Metro Milano, e fu anche concepito come una specie di cantiere scuola dove mettere a punto le tecniche, le procedure e anche formare i giovani archeologi per il grande progetto dell'archeologia urbana di Roma, che era quello dello scavo dei fori imperiali, che prometteva di essere un grandissimo. Balbi è stata un'esperienza totalmente nuova per l'archeologia italiana. In alcuni anni su quello scavo hanno lavorato contemporaneamente anche più di 100 giovani archeologi italiani, che erano tutti quanti poco esperti. Cripta Balbi è stato il primo grande cantiere
cantiere di formazione in Italia, ma erano certamente entusiasti. Lo scavo era aperto tutto l'anno, cosa mai vista prima in Italia, e alternava periodi di scavo e periodi di studio dei materiali. Cripta Balbi è stato anche uno scavo particolarmente produttivo dal punto di vista della crescita professionale di chi ha partecipato a quella stagione eroica. Ci siamo tutti quanti un po' ammalati perché lavoravamo in condizioni diciamo, di salute sul luogo del lavoro non particolarmente ottimali, ma molti di noi sono usciti con un futuro professionale. Non ho un dato preciso, ma almeno il 50%, ma forse anche di più, delle persone che vedete da giovani in quella foto hanno trovato poi un loro lavoro stabile nell'università, nelle sovrintendenze, nell'amministrazione pubblica della tutela o come liberi professionisti. La persona che vedete alla vostra estrema sinistra. Il museo come nasce? Nasce con una ricerca pianificata di archeologia urbana e quindi nasce con l'idea di indagare non seleztivamente ma stratigraficamente tutte le fasi della città. Quindi anche le fasi più recenti furono scavate in una prospettiva di pubblicazione estensiva e immediata, e quello che vedete è il primo pezzo della pubblicazione di Cripta Balbi, è il cortile del monastero nel Settecento, lo vedete nel 1718 secolo, lo vedete dai materiali che vennero, diciamo, abbastanza prontamente pubblicati. L'idea era quella di pubblicare i contesti, innanzitutto il progetto, ma poi i contesti man mano che venivano alla luce, e quindi tendenzialmente andare a scendere nei contesti, partire da contesti più recenti, pubblicare contesti più recenti per arrivare a contesti progressivamente più antichi. Il progetto si arenò, si interruppe purtroppo ovviamente per mancanza di finanziamenti. I finanziamenti sono arrivati in maniera molto regolare per almeno 10 anni, poi si sono interrotti bruscamente, e questo ha lasciato il progetto letteralmente a metà. Per fortuna, quando 10 anni dopo la fine dello scavo, dopo l'arresto brusco dello scavo, finalmente ci furono le condizioni per costruire il museo, ci fu la possibilità di raccogliere almeno le informazioni di sintesi in questo libro firmato da Daniele Manacorda, che è un po' la sintesi del lavoro fatto fino a quel momento. Nel 2001 finalmente gli edifici erano parzialmente restaurati, vedete che c'è ancora una gru che sta lavorando il giorno prima dell'inaugurazione del museo, le collezioni erano state più o meno preparate, il giorno dopo si sarebbero aperte le porte del museo. Il museo come funziona? Intanto il museo è dentro una città, è dentro il sistema espositivo di una città, e quindi è un museo che fa parte del sistema del Museo Nazionale Romano insieme ad altri musei molto grandi come Palazzo Massimo, dove c'è la collezione di statuaria antica, musei medio-grandi come il Termini di Diocleziano, dove c'è invece la collezione generale di epigrafia e di altre opere, il museo di Palazzo Altemps, che è un museo più piccolo, che è un museo di collezione, dove hanno cercato di ricostruire una collezione privata dentro gli spazi di un palazzo cinquecentesco, e poi la Cripta Balbi, che è stata pensata per essere una serie di cose diverse. La Cripta Balbi, che è un mix di cose. Il museo della Cripta Balbi non è in questo momento ancora completato, perché non sono completati i restauri, è un momento in divenire, e la situazione si è ulteriormente aggravata a partire dal 2008, perché la grande crisi sistemica che ha colpito l'Italia, come tutti i paesi dell'Occidente, e forse più di altri paesi dell'Occidente, ma siamo in Spagna, non ne devo parlare troppo, la crisi sistemica ha rallentato fortemente il rinnovamento del museo. Il museo è un museo in cui si possono vedere essenzialmente 4 tipi di cose. Intanto si possono vedere le strutture antiche, le strutture romane, le case medievali che sono inglobate dentro le case moderne, e poi percorrendo uscendo dal museo in questa zona e uscendo dal museo si può fare un percorso podem fer un itinerari per visitar visitar l'exedra i també les noves excavacions que estan
è un museo pensato per essere la storia archeologica di Roma, cioè in verticale, archeologica de Roma, és el segon punt, per llegir la estratigrafia de la zona. Després tenim una secció didàctica on tenim tots els materials que estan presentats a les vetrines i després tenim una secció una mica a part que recull materials que després provenen d'altres excavacions de Roma que encara no s'havien col·locat. És un museu, jo diria, una mica complex. Il museo è dal punto di vista museo, des del punt de vista físic, està construït al voltant d'una famoso muro nord della aquestes parets nord de la cripta Balbi, che è conservato dentro gli edifici moderni conservat al museu a dintre dels edificis amb una alçada total de 8 metres. Per tant, els visitants poden veure des de fora i des de dalt tot la situació di apprezzare direttamente questa dimensione molto aquesta monumentale dimensió di que és quasi monumental d'aquesta part del museu. La cosa interessante è che i visitatori all'interno di questo museo sono contemporaneamente osservatori e osservati, perché il museo consente di vedere contemporaneamente le strutture romane e le persone che le stanno vedendo. Questo è stato fatto sulla base di uno scavo fatto concependo l'idea di stratificazione in maniera molto astratta, molto efresiana. Il risultato, chi viene al museo percepisce Roma non come la sovrapposizione di cose molto diverse, come sono la città romana, per exemple, la la ciutat città romana tardo o la antica, ciutat la non città alto medievale, la città medievale rinascimentale, no la che sono ciutat cose molto medieval diverse tra i loro. renaixentista. Tende a percepirle purtroppo el que un po' veu di più és in que maniera astratta come una abstracció, és una successió estratigràfica. Questo per esempio non avverrà I mai això qui al mai Born, es farà dove aquí al Born, la situazione perquè aquí la situació estratigràfica és molt diferent, és molt més compacta. A Cripta Balbi questo, secondo dal mio punto di vista oggi, ripensandoci, per mi, 20 anni avui dopo, 15 dia, anni dopo, è un po' 20 anys després, per mi jo trobo però que si això hanno és delle un opportunità. problema. Il secondo livello in cui è organizzato il museo è invece il museo di collezione, il museo di narrazione e collezione. È il museo in cui al piano terra del museo si raccontano l'evoluzione della città. La si racconta, questo è un po' uno dei grandi problemi che ci siamo trovati di fronte e che saremo poi felici di discutere magari più tardi o stasera. L'idea è quella di presentare in un unico pannello elementi di analisi archeologica ed elementi di grande ricostruzione, elementi di testi narrativi, fonti, storytelling. Probabilmente, dicevo, rivedendolo con gli occhi di oggi, ci sono troppe cose dentro questi pannelli, ma c'è un tentativo di fare un museo da tutti i difetti in questo museo. Ma c'è anche un fatto che non siamo riusciti a fare un museo a partire dalla spazzatura. Cioè abbiamo fatto un museo a partire dai rifiuti, non avevamo cose belle da mettere nelle nostre vetrine. In realitat no teníem coses boniques in didattiche, in cui abbiamo cercato di dare un'idea del modo in cui lavorano gli archeologi e del tipo di materiali da cui ricavano le informazioni. Alcune vetrine sono più riuscite, alcune sono più tipologiche, alcune sono più narrative. Questo è un grande classico di tutti i musei di storia. Questo invece è il famoso riempimento di spazzatura della zona de è un riempimento di spazzatura che avviene omogeneamente, velocemente dopo la metà del VII secolo. Non sappiamo ancora perché. L'ipotesi prevalente è che si sia trattato di una pestilenza, di una epidemia di peste, e che abbiano deciso di ripulire interi ambienti che probabilmente abbiano la vecchia Esedra, che era un'area ormai abbandonata, come luogo per buttare questa spazzatura. Dentro, vedete, ci sono i grandi consumi di un monastero urbano del VI-VII secolo, con materiali che arrivano dall'Africa, che arrivano dall'Oriente, che arrivano dall'Italia meridionale, che arrivano
dai dintorni immediati di Roma. È un'immagine molto forte perché sulla base di questa immagine si è costruita nella comunità anche scientifica l'idea che a Roma nel VII secolo ci fosse una circolazione molto ampia di merci. Ora noi sappiamo che questa cosa è possibile ma non sicura, perché sappiamo che queste merci erano probabilmente legate a un monastero della fascia alta economica e che non è detto che tutta la città avesse questo stesso tipo di risorse. L'altra cosa straordinaria che viene da quel deposito di spazzatura, è vero, è un museo fatto di spazzatura, ma di bellissima spazzatura, sono i resti, gli scarti o l'abbandono di una officina che produceva oggetti di straordinaria qualità esecutiva e di moltissimi materiali diversi, dal legno all'osso, all'avorio, al metallo, all'oro, alle pietre preziose, al vetro lavorato, eccetera. Ma l'ultima parte del museo è una parte un pochino più problematica, come vi dicevo, perché è la parte dove era stata progettata per essere l'inizio di un nuovo percorso sull'archeologia medievale e sui contesti archeologici ma anche pittorici medievali. Questa parte è una parte che è rimasta una parte piccola perché si è interrotto il meccanismo di restauro dell'edificio, doveva essere fortemente ampliata negli anni successivi e invece non è stato possibile ampliarla e di conseguenza obiettivamente questa parte soffre in questo momento di una certa architetti la progettarono in parte come un ponte di una nave che permetteva di vedere il museo anche da sopra. Ci piace pensarla però come un ponte verso il futuro medievale di Roma. Questo è un piccolo spazio dedicato a mettere in mostra periodicamente gli stati d'avanzamento del progetto archeologico in modo da dare un'idea di dinamismo al museo, ma questo spazio è stato pensato per l'appunto subito prima del 2008. La grande crisi successiva al 2008 ha di fatto musealizzato anche questo spazio che doveva essere invece uno spazio che doveva cambiare continuamente. La storia del museo, rivedere il percorso museale, dobbiamo migliorare i pannelli della scaliera, dobbiamo ridisegnare la segnaletica, dobbiamo creare luoghi di ristoro per i visitatori, bisognerebbe portare qui i responsabili dei musei italiani per far vedere come funziona un luogo di ristoro, e bisogna creare percorsi mirati per i bambini, bisogna rendere più accessibili, più liberamente accessibili le aree archeologiche, anche qui credo che abbiamo molto da imparare dal Born. Bisogna creare spazi per diverse attività, convegni, mostre, laboratori. Bisogna aumentare i visitatori. Abbiamo molte criticità. Rubo solamente un minuto per fare una lezione. Questo museo è un museo a cui io tengo molto, ma che è oggettivamente il Museo della Cripta Balbi è un museo invecchiato. E questo è un argomento di riflessione. È un museo che è nato probabilmente già vecchio, perché lo abbiamo fatto nel 2000, 10 anni dopo che gli scavi si erano fermati e 20 anni dopo che gli scavi erano cominciati. E sono stati anni che hanno cambiato, in cui tutto quanto è cambiato moltissimo. Oggi, a 15 anni di distanza, io sono probabilmente la testimonianza di questa cosa. Un museo che è nato quando io ero un ragazzo non può essere lo stesso museo che vive oggi quando io sono un affermato professore universitario, ma che sono anziano. Perché già tengo un'età, quindi un tema su cui stanno lavorando quel gruppo di persone che avete visto, ma la prima cosa che ci siamo detti, siamo anche detti, noi siamo un gruppo di persone anziane e siamo un gruppo di persone che 15 anni fa ha fatto questo museo. Non possiamo essere noi a cambiare questo museo, perché è un museo che abbiamo pensato 15 anni fa e probabilmente se lo ripensiamo oggi lo penseremo probabilmente ancora in una maniera invecchiata. Noi, la nostra generazione ha un ruolo, la mia generazione, molti di quelli che mi vedo davanti sono estremamente più giovani. La mia generazione credo che abbia un ruolo fondamentale, che è quello di
una funció i és recollir les idees d'avui, experimentar i després donar un pas endavant. Non indietro, badate bene, ma in endavant fianco, no, al costat nosaltres, la nostra generació. Hem de deixar l'espai a gent jove, a gent que coneix els sistemes de comunicació i que té el dret, de trobar el seu espai autònim a dintre d'un museu. Moltíssimes gràcies.